legame diretto con i pescatori, il mondo della pesca, e dobbiamo immaginarci che il mercato ittico di Chioggia, per esempio, fa parte di un distretto ittico che ha un fatturato annuo di 1 miliardo di euro, 3.500 aziende. Allora, ridurre fino al 30% lo sforzo della pesca significa sostanzialmente cancellare una parte importante della società, delle aziende. È come se ognuno di noi lavorasse 2 volte a settimana. Ecco, allora, se pensiamo di lavorare 2 volte a settimana, dobbiamo capire come facciamo poi a portare a casa il denaro sufficiente per tenere in vita la nostra famiglia e poi con tutte le conseguenze nell'ambito sociale. E tutto questo poi a danno di chi? Di chi è protagonista nel mare, di chi, come loro, sono tutti i giorni nel mare e sono i primi a essere i custodi del mare, i custodi dell'Adriatico, perché lo puliscono. Quindi ecco, il ruolo della politica è fondamentale in questo caso. Ci sono sicuramente altre soluzioni e tagliare semplicemente in tranchant lo sforzo della pesca non può essere l'unica.